La particolarità del suolo e del microclima, assieme alla naturale fertilità della zona del Basso Medio Adige, che da sempre rende la produzione ortofrutticola particolarmente pregiata, è la sede più naturale per l'azienda bio di Vasco Franceschi. È qui infatti che Vasco Franceschi produce i suoi asparagi e la frutta secondo i metodi dell'agricoltura biologica. Qui coltiva i suoi ettari produttivi, caratterizzati dalla presenza di un folto manto erboso, quale indice evidente e inconfutabile del rispetto della natura e dell'assenza di prodotti chimici. L'agricoltura biologica segue i ritmi naturali delle piante e ovviamente degli agenti atmosferici, ed è grazie a questa scelta imprenditoriale che vengono prodotti ben 3 diversi tipi di asparagi, verdi, bianchi e violetti, di assoluta qualità e in grado di soddisfare anche i mercati esteri. Con incrementi sempre più elevati nel numero dei consumatori, il mercato italiano degli alimenti biologici è in costante aumento e si stima che 7 italiani su 10 inseriscono occasionalmente almeno un prodotto bio nel loro carrello della spesa. La tendenza a consumare sempre di più prodotti biologici è frutto di una maggiore attenzione al mangiar sano, al rispetto per l'ambiente e per la natura. Il nostro paese è il primo produttore di alimenti biologici in Europa e il mondo del bio non è più un settore di nicchia, ma anzi una produzione estesa. Per questo l'azienda di Vasco Franceschi si struttura e organizza per far fronte alle richieste della trasformazione e della grande distribuzione. Non spaventano questa realtà produttiva la quantità in genere inferiore rispetto a quella dell'agricoltura convenzionale o i metodi dell'agricoltura biologica. Vasco si assume il rischio che il proprio raccolto possa andare perduto a causa dell'infestazione di qualche parassita, rischio che principalmente contribuisce all'aumento del prezzo del biologico. Tuttavia, crede nella natura, nella genuinità e nel gusto dei prodotti naturali, con un limitato e rispettoso intervento dell'uomo. La natura ha già allestito in secoli di lente e sane trasformazioni tutto ciò di cui l'uomo necessita, il bisogno di nutrirsi, di vestirsi, di curare il proprio corpo e la propria mente. Coltivare la frutta e la verdura con questi metodi comporta tuttavia impegno, conoscenze e la volontà di innovazione continua. Vasco è attento alle nuove varietà e al miglioramento genetico di quelle locali, al fine di giungere alla naturale resistenza alle malattie, agli insetti, alle buone capacità produttive, alla capacità di sopraffare le infestanti. Quello a cui Vasco punta è, infatti, la coltivazione di varietà che garantiscano produzioni elevate e frutti di ottima qualità assieme ad una naturale rusticità e vigoria delle piante, per offrire al mercato nazionale e internazionale prodotti ecosostenibili, eccellenti e genuini. Anche nel biologico si deve aggiornare con il settore varietale. Stiamo selezionando delle nuove varietà in tutti i settori di frutta, in particolare nel settore delle mele dove abbiamo le varietà resistenti a ticchiolatura, ma lo facciamo anche nel settore delle drupacee, a cominciare dalle pesche, dalle nettarine, dalle albicocche, dalle ciliegie e dalle susine. Sono tutte selezioni che non sono OGM, non sono manipolazioni genetiche, sono tutte selezioni frutto di manualità, per cui non si va a intaccare nessun tipo di gene e di conseguenza però ci vogliono anni di prove per verificarne le caratteristiche tecniche ed organolettiche di ogni singola varietà. Con l'avvento nel biologico dei grandi numeri e le conseguenti possibilità di business, questo è diventato un settore altamente professionale, molto imprenditoriale, attento all'agroecosistema, che produce rispettando gli equilibri. Perciò è interessante anche per il futuro dei giovani agricoltori, come per il figlio di Vasco, Valerio, che ha deciso di intraprendere la professione del padre. Nel paniere di Vasco, asparagi, ciliegie e albicocche crescono seguendo i ritmi e i cicli imposti da madre natura. Nel percorso di maturazione dei frutti non ci sono forzature. Accade tutto senza che l'intervento dell'uomo sia sacrificato a quello dell'agricoltura manipolata o comunque condizionata da sostanze provenienti dai laboratori chimici. Ogni frutto ha la sua stagione. È un detto popolare che ben rappresenta l'azienda di Vasco Franceschi, dove frutta e verdura preservano il valore del territorio. È così possibile riconoscere il vero gusto degli asparagi come della frutta nei mesi in cui spuntano dalla terra o crescono sugli alberi, quasi un invito a passare quando la generosità della natura torna, stagione dopo stagione, a premiare con i suoi frutti quanti sanno attenderli. Del resto, la bellezza del territorio del Basso Medio Adige, che viene dalla cura per la terra attraverso il lavoro dell'uomo, è
È un buon motivo per tornare e vedere i frutti maturi, per sentirne il profumo come facevano i nostri nonni e come vorremmo facessero i nostri figli.